progetto che va in linea con la nostra politica, ma anche con la politica dell'Unione Europea, che è quella della digitalizzazione delle imprese turistiche. È un tema che noi affrontiamo quindi grazie a questo progetto europeo che permette che in Europa, con i partner che noi abbiamo, un totale di circa 750.000 euro venga erogato a favore di imprese che abbiano la voglia, l'interesse, la capacità e le caratteristiche per implementare dei sistemi digitali più avanzati, per migliorare quindi le loro caratteristiche e la loro possibilità di operare sul mercato con più successo, per trovare meglio i potenziali clienti, ma non solo, per poter gestirli meglio, per poter anche rendicontare meglio l'attività che loro svolgono. Quindi per noi è un progetto importantissimo, noi siamo ben felici che è un progetto che viene fatto insieme con dei partner importanti a livello europeo, ma anche a livello veneto, ma anche a livello della provincia di Belluno, fra cui il partner che è importantissimo in quanto alla competenza di seguire come coordinatore, come gestore del tema del turismo, che è la DMO del bellunese di Belluno. Quindi con tutti questi partner noi siamo sicuri che questo sarà un progetto di interesse soprattutto di chi? Più che delle istituzioni che devono fare il loro mestiere, delle imprese. Ed ecco perché quindi noi faremo grande pubblicità anche del bando per l'assegnazione dei fondi, insieme con il primo contraente che è Venetian Cluster, ma con tutti gli altri partner, perché appunto riteniamo che questa sia un'occasione imperdibile per il nostro sistema impresa nel settore turistico. Quindi grazie a tutti, lascio adesso la parola a chi dovrà seguire. Grazie Gianangelo. Bene, diciamo che questo appunto incontro si focalizzerà quindi su quello che sarà il bando, che sarà in uscita idealmente ad ottobre, e di cui ci parlerà nello specifico Venetian Cluster. Però prima di dare la parola, diciamo, e di addentrarci in quello che è l'oggetto del nostro incontro, vorrei dare la parola alla nostra collaboratrice, nonché diciamo collega della DMO Dolomiti, Elisa Calcamuggi, che non lo so, dimmi se riesci a Eccola qua. Eccola qua. Ti ringrazio per essere qua insieme a noi, che appunto ci dirà qual è il ruolo strategico anche della DMO e come decideremo di lavorare in sinergia in quello che saranno i prossimi appunto anche passi da fare per la realizzazione e l'implementazione di questo importante progetto. Quindi Elisa, la parola a te e ti ringrazio ancora. Grazie a voi e buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità di sinergia che ci avete dato, che ritengo essere fondamentale, perché sappiamo benissimo che ormai le vacanze, il turismo, la scelta di una destinazione, ma anche l'esperienza che poi si sceglie di fare in una destinazione passano attraverso il digitale, quindi è fondamentale il lavoro che andrete a fare e speriamo davvero che ci siano tante imprese e strutture che decidono di migliorare la loro offerta digitale per essere presenti in modo concreto nell'offerta della nostra destinazione. Io pensavo di sfruttare questi pochi minuti che vi rubo per spiegare che cos'è la DMO, perché forse non tutti sanno che cosa sia la DMO e come opera sul territorio. Provo a condividere con voi la presentazione sperando che funzioni. La vedete? Si vede? Sì, sì. Benissimo, grazie Elisa. Spero che, eccoci qua. Questo è il nostro nuovo logo, Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Veni, che è stato presentato qualche settimana fa. La DMO, eccoci qua che non va, scusate, ma come sempre la tecnologia, perché non va? Eccoci qua. Eccoci qua. Questi siamo noi, le montagne di Venezia, il nostro modo di farci conoscere nel mondo, soprattutto perché sappiamo benissimo come Venezia sia conosciuta a livello internazionale, e sapere di essere le montagne di Venezia, le Dolomiti Bellunesi, ci porta ad una riconoscibilità internazionale che sfruttiamo nel momento in cui ci presentiamo all'estero. Per quello che riguarda invece il racconto che voglio farvi oggi della DMO, io sono Elisa Calcamuggi, sono la responsabile marketing e comunicazione della DMO. Ho iniziato a lavorare qui solamente ad ottobre dello scorso anno, quindi piano piano mi sto appropriando di tutto il territorio, delle conoscenze e delle competenze che necessitano
delle quali ho bisogno per questo lavoro e per quest'area così vasta, come vedete, sulla quale opera la DMO, che è un consorzio che è effettivamente il riferimento per la promozione turistica sulla provincia di Belluno ed è l'ente riconosciuto proprio dalla Regione Veneto per portare avanti tutte le politiche di promozione e sviluppo dell'incremento turistico nel territorio. Questa è tutta l'area che ricopre la DMO e che coinvolge quindi soggetti pubblici e privati, provincia, comuni, consorzi e associazioni di categoria. Qui nell'elenco avete proprio tutti i soci pubblici e tutti i soci privati che collaborano e lavorano con la struttura della DMO. La DMO cosa fa e che cos'è? La DMO è l'acronimo di Destination Management Organization, sono state introdotte a livello europeo, quindi non è una cosa solo italiana, veneta o della provincia di Belluno. Le DMO lavorano in tutta Europa. Di che cosa si occupano? Per rendere semplice il discorso, noi cerchiamo di creare la destinazione. Per poterlo fare lavoriamo su quelli che sono i prodotti, le esperienze, le infrastrutture, i servizi che esistono per il turismo, i luoghi e gli eventi. È come se cercassimo quotidianamente di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili su ciò che offre il territorio, le esperienze che si possono vivere, le attività che si possono organizzare, gli eventi che ci sono e cerchiamo di metterlo in ordine in maniera ordinata per poi proporlo nel giusto modo verso l'esterno. Lavoriamo soprattutto con i consorzi che sono il nostro pilastro fondamentale, le gambe del nostro tavolo che ci permettono nelle diverse aree della provincia di sapere perfettamente che cosa accade sul territorio, come stanno lavorando, a che cosa stanno puntando per esempio in questo caso per l'estate o che cosa stanno già inventando per il prossimo inverno e insieme a loro facciamo le sinergie che poi condividiamo con la Regione Veneto. È una sorta di matriosca la nostra, siamo a metà fra la Regione Veneto e il territorio e la Regione Veneto che a sua volta lavora con l'Enit e con il Ministero del Turismo. Quindi noi cerchiamo proprio attraverso l'inventario del quale vi parlavo, quindi riunendo prodotti, esperienze, infrastrutture, eventi e luoghi, di fare poi delle azioni per sviluppare un certo tipo di turismo, ovviamente con un approccio sostenibile per il futuro, perché deve essere un turismo che fa in modo che chi venga da noi possa passare delle vacanze piacevoli e trascorrere un periodo piacevole, rispettando l'ambiente intorno a sé, ma anche che le persone che vivono sul territorio non subiscano il turismo come un qualcosa che gli arriva addosso, senza invece assumere quell'atteggiamento di accoglienza che fa parte proprio della mentalità, diciamo, di una destinazione turistica. Per noi quindi il turismo è un'opportunità per crescere e per far crescere il territorio. Quindi noi cerchiamo in questo modo di coordinare un po' tutti gli aspetti della destinazione, considerando i bisogni dell'ospite, dei residenti, le imprese e l'ambiente. È un lavoro un po' a tutto tondo. Questo è il marchio del quale parlavamo. Per lavorare a tutto tondo in questo modo il processo digitale è assolutamente necessario. Attraverso il processo digitale, del quale poi oggi entrerete nel dettaglio con il bando, noi raccontiamo cosa? Prodotto ed esperienze, perché il turista ormai sceglie una destinazione per l'esperienza che vuole fare. Per cosa sceglie di fare nel posto in cui va a fare la vacanza. Ovviamente può scegliere tra mare e montagna, ma poi in montagna decide se vuole occuparsi di trekking, di bike, di hiking, se decide di fare canyoning, se invece viene solo perché ha piacere di mangiare e bere in un certo modo, quindi di gustare la parte un po' enogastronomica. E tutto ciò che comporta quello che è l'esperienza che il turista fa nella destinazione la porta poi dentro di sé e lo racconta attraverso i social, attraverso internet soprattutto. E quindi ritorniamo sempre un po' a un discorso di digitale e di web che ritorna da diversi punti di vista, dal momento in cui io scelgo una destinazione, nel momento in cui la prenoto, nel momento in cui l'acquisto e quando poi sono là, perché la racconto quando sono là normalmente attraverso i social o le possibilità che ho di postare foto e quant'altro, e poi dopo la vivo anche dopo, magari tornando a casa e relazionandomi con chi mi conosce e raccontando la vacanza. E quindi è un'esperienza tutto tondo che ormai viene vissuta sempre di più sul web. Noi cerchiamo in modo organizzato e strutturato di fare in modo che questo prodotto, che è la vacanza e l'esperienza che fa il turista sulla destinazione, sia in tutti i modi il più positivo possibile, in modo che ritorni o che faccia venire altre persone sul territorio. Per promuoverla utilizziamo, ed è qua sulla prima riga, il web, il digital a tutto tondo, proprio come vi ho detto. Partecipiamo anche a delle fiere, a degli incontri, a dei workshop, quindi il classico B2B, e poi
cerchiamo anche di instaurare un rapporto diretto con chi frequenta le nostre destinazioni, inviando delle newsletter, invogliandoli a partecipare a dei concorsi, come abbiamo fatto adesso in occasione del Giro d'Italia, per creare un rapporto one-to-one che ci permetta magari poi di fare delle campagne sempre digital, perché si continua a passare di là, dirette e mirate. Vi accenno solamente in questa particolare occasione a questo che è il DMS, che è il Destination Management System. Io ho visto che sono collegate tante mie colleghe che lavorano nei nostri consorzi e vi accenno a questa opportunità che dà la Regione Veneto, perché secondo me è direttamente collegata a questo progetto Digitour e a questi voucher digitali che le imprese avranno l'occasione di sfruttare in questo caso. Il Destination Management System è un sistema completamente gratuito che la Regione Veneto mette a disposizione delle infrastrutture, quindi degli alloggi, ma anche di chi organizza esperienze e lavora comunque nel mondo del turismo. Che cosa accade? Che attraverso lo strumento che la Regione Veneto fornisce gratuitamente si possono caricare le proprie offerte turistiche sul portale, in questo caso del consorzio, o il portale che sarà poi quello del vostro albergo, e caricandolo una volta sola attraverso questo sistema, le informazioni di conseguenza a caduta, a cascata, arrivano anche a tutti gli altri siti collegati, che sono il sito del consorzio in questo caso, il sito della Regione Veneto, i totem informativi, gli IAT. E quindi facendo questo unico e solo sforzo, praticamente si riesce a dare un'informazione che viene diffusa immediatamente negli uffici IAT e anche a livello di scelta poi dal sito veneto.eu o dal sito dei consorzi. Quindi si dà informazione, in questo caso si mettono dentro tutti i punti di interesse e quant'altro, accoglienza come nel caso in cui vogliate raccontare altre cose che riguardano la destinazione, questo è un compito più dei consorzi, e promozione. Adesso io l'ho accennato qui brevemente, non è questa diciamo la giusta sede per portare avanti il discorso del DMS, però io vorrei solamente informarvi dell'esistenza di questa possibilità che tutti quanti gli operatori turistici che hanno un albergo, che organizzano esperienze sul territorio, possono sfruttare per raccontare la loro struttura ricettiva, i pacchetti che fanno, le esperienze che possono offrire a chi sceglie la destinazione per passare la vacanza, e attraverso una sola operazione, quindi una volta sola caricati i dati all'interno del DMS, e a cascata arrivano anche sul portale di Veneto EU, sui totem informativi e agli IAT, quindi questo permette davvero un'informazione diffusa che fa sì che per esempio una persona che venga una mattina all'ufficio IAT di Belluno, a cui piace, è interessato all'enogastronomia, la persona che l'accoglie allo IAT di Belluno può con un solo clic sul sito di destinazione vedere quali sono le offerte di enogastronomia sul territorio della provincia di Belluno e magari far andare quella persona in una direzione piuttosto che in un'altra e trascorrere una giornata proprio diciamo scegliendo l'esperienza per la quale ha deciso di venire nella destinazione. Quindi invito, poi c'è anche la parte eventualmente di commercializzazione. Io vi invito per esempio il sito di Araba, qua noi lo mettiamo come esempio, uno di quelli che già lavora in questo modo attraverso il DMS. Scusami l'interruzione, Elisa. Posso permettermi di chiederti di concludere fra un minuto, per favore? Sì, sì, ho letto, io ho finito. Ok, grazie mille. Quindi volevo solo, sì, semplicemente, chiedo scusa adesso, interrompi condivisione, volevo solo accennare al DMS, nel senso parlare di questo progetto digitale che in questo contesto mi sembrava corretto, per fare in modo che tutti sappiano che c'è anche questa possibilità di questo strumento che permette di collegare l'offerta turistica su tutta la provincia con quella della Regione Veneto. Infatti, grazie mille. Di fondamentale appunto sono informazioni fondamentali da ricevere senz'altro, soprattutto per i collegati che sono anche magari presenti, operanti sul settore, sul territorio veneto. Però tra di noi appunto ci sono, ecco, volevo fare solamente un piccolo accenno al fatto che è un'anticipazione che il bando non è rivolto solamente appunto alle imprese venete, ma i partner presenti appunto dentro questo progetto europeo si trovano in Veneto, e per questo insomma abbiamo scelto di dare voce a chi è più vicino a noi. Però
Adesso in verità do la parola a Sergio Calò, che è il direttore del cluster, del Venetian Cluster, che è il leader tra l'altro del progetto europeo Digitour, e dopodiché vedremo nello specifico quello che è il bando Digitour, per quello che noi siamo qua. Buongiorno a tutti, e ringrazio gli organizzatori, quindi la Fiera di Longarone, per diciamo ospitare questo primo lancio del progetto e delle future call. Io sono Sergio Calò, vi parlo appunto in qualità di rappresentante del Venetian Cluster, che è il lead partner di questo progetto a livello europeo. E c'erano pronte delle slide, quindi attendo un attimo. Nel frattempo ribadisco quello che diceva la dottoressa Vanceo, ovvero che le call sono aperte logicamente a tutte le imprese, non solo venete ma anche di altre regioni italiane, quindi è aperto a tutti, però come Venetian Cluster e come Fiera abbiamo partecipato e vinto il progetto, quindi ci teniamo particolarmente a drenare, a portare finanziamenti e opportunità per le imprese diciamo del nostro territorio. Poi ben vengano le collaborazioni appunto con imprese anche di altri territori. Intanto credo che fra un po' dovrebbe partire, forse siamo pronti con le slide. Beh, allora nel frattempo vi descrivo brevemente. Sì, sta arrivando, sta predisponendo le slide, Perfetto. adesso ti arrivano. Quello che è il Venetian Cluster o il cluster in generale. Essenzialmente sono delle strutture pubbliche e private riconosciute, il Venetian Cluster in questo caso è riconosciuto direttamente dalla Giunta regionale del Veneto, che servono a sviluppare a livello economico, culturale e sociale i territori attraverso quelle che sono le filiere, quindi le filiere produttive delle aziende, delle associazioni, dei professionisti, delle università, quindi di tutto il partenariato pubblico-privato che appartiene a quel tipo di settore. Nello specifico noi ci occupiamo di patrimonio culturale e ambientale. Allora, vedo che intanto si è riposizionato il slide, si sono riposizionate, quindi posso partire. Allora, Digitour è appunto un progetto europeo, come diceva giustamente anche precedentemente il dottor Bellati, e è all'interno di un programma che è il COSME e quindi riguarda il finanziamento, l'agevolazione, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quelle che vengono chiamate PMI o SME. Dura 26 mesi, quindi da novembre 2021 a dicembre 2024. Complessivamente siamo riusciti ad avere un budget poco superiore al 1.333.000 euro e 480.000 euro di questi sono destinati direttamente alle piccole e medie imprese del settore turistico. Quindi per noi è importante, diciamo, portare ulteriore energia alle imprese, soprattutto dopo ciò che è successo, dopo ciò che abbiamo subito, ovvero 2 anni essenzialmente di pandemia che ha chiuso e che ha creato diversi problemi dal punto di vista proprio dell'economia di questo importantissimo settore. Quindi gli obiettivi sono quello di aumentare le capacità digitali, perché è un filone, la digitalizzazione in tutti gli ambiti, che sappiamo essere di massima importanza per l'Unione Europea, ma anche appunto per l'Italia e per la nostra regione, perché è ciò che è lo strumento che ci permetterà poi di affrontare ancora meglio eventuali altri problemi o comunque presentarci e avere una facilitazione, una qualità del lavoro migliore. E quindi promuovere idee innovative e di gestione, di commercializzazione, di promozione di prodotti e di servizi a livello sostenibile e a livello appunto di anche inclusività attraverso l'applicazione di soluzioni digitali. Quindi cosa vogliamo fare attraverso il progetto e attraverso questi voucher? Agevolare le nuove idee, agevolare la possibilità per le imprese di accedere o di innovare questo tipo di servizi e quindi creare anche, facilitare i partenariati transfrontalieri, quindi la collaborazione fra soggetti complementari del turismo, del patrimonio culturale, dell'enogastronomia, eccetera, all'interno di quello che è il partenariato europeo. Come vedete i partner sono molti, non vado a elencarli tutti,
Faccio solo brevissimo focus su Venetian Cluster e Longarone Fiere, ovvero noi siamo appunto i lead partner e abbiamo lo scopo essenzialmente di sostenere, di fare da supporto tecnico alle PMI proprio per riuscire ad accedere ai finanziamenti e dall'altra parte per innovare, quindi creare dei match, delle opportunità di innovazione tecnologica e ambientale. E abbiamo appunto un 50.000 euro di piattaforma gratuita per le B2B. Longarone Fiere favorisce appunto lo sviluppo del territorio attraverso la fiera, quindi è uno strumento, è una competenza molto importante che si mette a disposizione del territorio e attiva le collaborazioni che appunto creiamo e anche lei sostiene quello che è il settore diciamo delle PMI all'interno di quello che è l'ambito del turismo, con 50.000 euro di piattaforma anche qui gratuita. Quindi è una sinergia fra partenariato che si è creata grazie appunto a questo tipo di progetto. Andiamo alla successiva slide. Si può fare una domanda? Penso la teniamo per dopo, non, facciamo alla fine dell'intervento, ma manca pochissimo. Allora, il target, ovvero quali imprese possono partecipare? Come vedete noi abbiamo messo dei codici Ateco, che sono appunto hotel, strutture ricettive, strutture per le vacanze, soggiorni brevi, agenzie di viaggio e tour operator e aree di sosta, roulette, camper, eccetera. Però sappiamo benissimo che i codici Ateco sono molto limitanti dal punto di vista delle diverse specializzazioni, diverse capacità che le imprese hanno nel settore turistico, perché può essere che faccia ricettività e faccia promozione del proprio territorio anche una cantina enogastronomica che organizza degli eventi. Quindi quelli che vedete adesso sono solo le basi, ma poi nel bando verranno espressi una serie di ulteriori codici Ateco, quanto più ampi possibili, proprio per riuscire a raccogliere e a innovare e a fertilizzare, permettetemi il termine un po' tecnico, cioè di mettere assieme diverse imprese, diverse competenze, proprio per riuscire ad accedere e a creare innovazione da questo punto di vista. Allora, io sento dei rumori sottofondo, quindi vado a concludere. E se volete appunto fare delle domande, però qui chiedo alla regia se volete farle alla fine di ogni intervento oppure se preferite lasciare spazio a chi mi seguirà, quindi alla mia collega Daphne Sgarra che andrà appunto a spiegare ancora meglio quello che è lo specifico del progetto e che riguarda direttamente diciamo, le imprese, quindi le due call, oppure se volete invece interrompere e fare già le domande. Io intanto vi ringrazio. Io vorrei fare una domanda, se possibile. Lei ha citato di 50.000 euro di piattaforma gratuita. Scusami Gildo, ti fermo subito, c'è una scaletta, alla fine della scaletta si interviene, perché altrimenti se no così non ne usciamo vivi e soprattutto spazientiamo la gente. Quindi ti chiedo la cortesia di avere un attimo di pazienza alla fine dell'incontro, della scaletta, poi ci sarà spazio per tutte le domande che volete fare. D'accordo? Grazie Gildo. Sì, esatto. Seguo le regole, basta saperle. Come ha previsto il mio collega Franz, che purtroppo non si vede qua, però è qua in parte, abbiamo dedicato un 10 minuti, anche un quarto d'ora di spazio alle domande, però se sono essenziali magari, se invece anticipano il bando, magari vi chiedo la pazienza appunto di dare il tempo alla mia collega Daphne Sgarra di presentare quello che è il bando, i voucher, quindi andare proprio nello specifico. Quindi adesso Daphne, che appunto fa parte del team Venetian Cluster, andrà a spiegarvi nello specifico cos'è Digitour, cos'è il bando Digitour e cosa sono i voucher e quando uscirà il bando e tutte le informazioni del caso. Daphne, la parola a te. Grazie mille a tutti intanto per l'introduzione. Allora, piacere, buongiorno, io sono Daphne Sgarra, collaboro con Venetian Cluster nel team Digitour e sono qui oggi per presentarvi quello che sarà il bando previsto dal progetto.
Appunto, se vi sono domande vi chiedo di attendere il termine della presentazione mia e successivamente di Maria Valentina, così da raccogliere poi tutti i vostri input e i vostri feedback e discuterne insieme al termine. Dunque, nello specifico il bando Digitour è volto a finanziare, a supportare finanziariamente le PMI del settore turistico. Sarà un bando aperto che garantirà eccellenza, trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza, rapidità, grazie ad una commissione di valutatori esperti di business e di turismo, che appunto selezioneranno a livello internazionale e europeo 138 imprese nel settore turistico in tutto. E il bando mira proprio a voler come dire, migliorare la maturità digitale delle imprese del turismo, le competenze e gli strumenti a servizio delle PMI turistiche in più di 8 paesi che sono quelli che formano il consorzio Digitour e in totale fino a 12 paesi europei. Prevederà quindi un contributo tramite la concessione di 2 tipologie di voucher che andremo a vedere insieme a breve, finalizzati proprio all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali, di ammodernamento tecnologico e di miglioramento delle competenze digitali. Per quanto riguarda i criteri specifici chiedo in realtà un focus sul bando ancora, grazie. E per quanto riguarda i criteri del bando saranno poi dettagliati chiaramente nel bando stesso quando verrà pubblicato. Anticipo che le domande dovranno essere poste e proposte dalle PMI secondo la definizione europea di piccola e media impresa. Nel nostro caso saranno appunto PMI italiane, quindi aperto a tutto il territorio nazionale. Le aziende ovviamente non dovranno aver compiuto violazioni contro sostenibilità, ambiente e risorse umane e quelle, come dire, quelle che si aggiudicheranno i voucher avranno appunto diritto a agevolazioni a fondo perduto con copertura al 100% delle spese che sosterranno. Come anticipava Maria Valentina Vanceo, vorremmo proporre una prima manifestazione di interesse a fine luglio 2022, così che voi possiate, come dire, esprimere la preferenza tra i 2 voucher, perché ogni PMI potrà partecipare e domandare un voucher, e poi il bando di gara vero e proprio intorno ad ottobre per candidare le vere e proprie idee progettuali. Quindi questo è un po' l'insieme delle tempistiche che prevediamo con il lancio della manifestazione a fine luglio e sarà pubblicata sulla piattaforma Digitour che dopo condivideremo con voi, sui nostri canali social e sui canali social del progetto Digitour nello specifico e anche sui siti dei nostri enti ovviamente, quindi promosso anche il bando attraverso il sito di Venetian Cluster e di Longarone Fiere Dolomiti. Ultima informazione essenziale, credo, è dirvi che la documentazione sarà disponibile in italiano, quindi potrete partecipare e compilare i formulari, insomma leggere il bando in lingua italiana. E andando a vedere nello specifico i voucher di cui dispone il bando, che prevederà il bando, quindi chiedo un focus sui voucher, grazie. Allora, quindi il supporto di Digitour alle PMI del turismo avverrà appunto grazie tramite questi 2 voucher. Il primo voucher per l'aggiornamento delle competenze e lo sviluppo delle capacità e il secondo un voucher collaborativo per l'innovazione. Andiamo a vedere nello specifico il voucher 1 che mira proprio a migliorare le competenze digitali e il livello di maturità della digitalizzazione delle PMI del turismo. Il target è già stato dettagliato dal direttore Sergio Calò, ma insomma parliamo di strutture alberghiere ricettive, aree di campeggio, agenzie viaggi, eccetera. E come? Attraverso proprio la formazione e consulenza ad hoc individuale di supporto alle imprese. Quindi le PMI del turismo che manifestano un bisogno di servizi anche base per potenziare la loro presenza sul web, ad esempio attraverso il loro sito, attraverso i social media, attraverso le piattaforme del settore che conoscete. Il voucher prevede il voucher appunto per l'aggiornamento delle competenze, quindi questo upskilling, questo come dire, approfondimento delle conoscenze tecnologiche e digitali per le PMI del turismo, prevede 1.000 euro che verrà erogato, appunto questo voucher verrà erogato al termine delle attività, quindi come rimborso delle spese al 100%. Per partecipare al bando per questo specifico voucher vi saranno a disposizione in realtà 9 mesi in questo caso specifico, durante i quali l'impresa potrà proporre la sua idea per spendere appunto questo voucher, seguendo ovviamente la procedura che sarà indicata nel bando. Anticipo che l'azienda dovrà
come dire, manifestare i suoi bisogni e spiegare i suoi bisogni in termini di digitalizzazione e appunto innovazione, ed evidenziare come, grazie alla spesa di questi 1.000 euro previsti dal voucher, offrirà poi ai suoi clienti dei servizi più innovativi, più digitalizzati, più sostenibili e diventando quindi sul mercato più competitivo. Pertanto in fase di valutazione appunto per la distribuzione e l'erogazione di questi voucher e per aggiudicarsi appunto questi voucher, verrà valutato come la spesa del voucher andrà a migliorare la competitività anche e l'offerta in termini proprio concreti sul mercato da parte delle aziende, grazie proprio a questa prima spinta e grazie al voucher per l'innovazione, per appunto migliorare le capacità e le competenze di innovazione e digitalizzazione. Le attività dovranno essere realizzate entro 6 mesi e dovranno anche essere rendicontate, quindi la singola impresa avrà diritto appunto a svolgere queste attività di formazione e di consulenza ad hoc, che andrà a migliorare appunto la sua presenza sul web, e al termine delle attività rendiconterà a Venetian Cluster oppure a Longarone Fiere Dolomiti, a seconda di quale dei due enti seguirà nello specifico la singola azienda, e andrà proprio a rendicontare con giustificativi di spesa, con una rendicontazione tecnica delle attività svolte e appunto mostrando come ha raggiunto gli obiettivi che si era proposta già in fase progettuale, quindi in fase di candidatura. Al termine appunto delle attività riceverà il rimborso tramite voucher come appunto rimborso delle spese al 100%. Le imprese durante l'implementazione delle loro attività avranno a disposizione il nostro supporto amministrativo sicuramente, ma soprattutto una lista di digital provider e quindi di fornitori di servizi digitali che aiuteranno l'azienda a realizzare la loro attività. Alcuni esempi concreti delle attività, no, chiedo di rimanere sul voucher 1, grazie. Alcuni esempi concreti di attività che possono essere appunto finanziate dal voucher 1 sono appunto training, formazione, consulenza individuale per l'impresa per apprendere strategie di comunicazione efficace, co-creazione di contenuti per l'azienda online, un supporto all'uso del CRM o del gestionale, piattaforme social, consulenza anche per la gestione della privacy e la gestione della privacy degli utenti, dei vostri clienti, anche un supporto di consulenza per un avvio di e-commerce o come dire anche la partecipazione a formazione qualificata per il vostro personale, per il personale delle vostre imprese, anche con corsi di web marketing ad esempio, proprio per posizionarvi al meglio sul mercato. E quindi in totale Venetian Cluster e Longarone Fiere seguiranno rispettivamente 10 aziende ciascuno, che beneficerà appunto di questo voucher 1 con 1.000 euro insomma a disposizione. Passando invece al voucher 2, scusate, prendo fiato. Allora, per quanto riguarda il voucher 2, abbiamo una struttura leggermente più complessa, nel senso che l'obiettivo è quello di incrementare, anzi di promuovere proprio progetti di innovazione collaborativa, che quindi prevedano una sinergia tra settori, come anticipava il direttore Sergio Calò, quindi una cooperazione anche transfrontaliera, cross border, tra PMI del turismo e anche altri attori, come dire, funzionali alla realizzazione di questi progetti di innovazione appunto con target sempre le PMI del turismo negli ambiti già elencati, ma anche altre aziende, quindi aprendosi anche ad altre aziende come soprattutto fornitori di servizi digitali. In questo caso al voucher 2 possono partecipare dei consorzi o comunque dei piccoli partenariati. Parliamo di minimo 2 imprese. Nel caso il mini partenariato che va a candidarsi fosse composto da 2 imprese, si parla di un consorzio transnazionale, quindi dovrebbe essere composto da un coordinatore italiano e un digital provider o comunque un fornitore di servizi internazionale straniero. Qualora invece il partenariato fosse composto da più di 2 imprese, quindi 3, 4 o 5 al massimo, il consorzio non deve essere obbligatoriamente transnazionale, quindi il criterio di transnazionalità viene meno e non è obbligatorio. L'importo sarà di al massimo 20.000 euro, erogati in 3 fasi, in prefinanziamento, a metà del progetto e al termine delle attività. A metà del progetto e al termine delle attività, sempre a seguito di una rendicontazione da fare comunque affiancati e da presentare
a Venetian Cluster e a Longarone Fiere. Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, anche in questo caso saranno dettagliate nel bando e bisognerà seguire il formulario che verrà pubblicato. Le PMI dovranno descrivere, come dire, nello specifico il loro progetto di innovazione e la loro soluzione digitale, e le valutazioni verranno fatte sulla base del potenziale di mercato e di innovazione, sulla sostenibilità e la resilienza della soluzione proposta, soprattutto, come ha anche anticipato la collega della DMO, sappiamo benissimo che in questo periodo è più importante che mai proporre appunto delle soluzioni resilienti che facciano anche fronte a nuove sfide per il turismo, che siano caratterizzate da cross-fertilizzazione, quindi da sinergie tra diversi settori, esempio concreto tra cultura e turismo, tra digital e turismo, tra ambiente e turismo, collaborazione transnazionale, come vi ho anticipato, qualora si trattasse di un partenariato di minimo 2 imprese dovrà essere transnazionale, e eventuale integrazione di requisiti specifici di misure di sicurezza e igiene, come ad esempio quelle sulla base dell'esperienza Covid che abbiamo recentemente vissuto. Specifico che ogni PMI può partecipare ad un solo partenariato e che in questo caso le attività saranno di 12 mesi. Quindi il bando resterà aperto per i primi 2 mesi, quindi in questo caso qualora la gara venisse lanciata effettivamente a ottobre, si tratterebbe di ottobre e novembre, e anche in questo caso le rendicontazioni andranno appunto prima dei pagamenti da ricevere. Quali sono le attività concrete in questo caso che possono essere finanziate dal voucher 2? Allora, si tratta di attività di ammodernamento dei propri servizi attraverso la realizzazione di soluzioni digitali concrete di prenotazione, di gestione, di e-commerce, anche di valorizzazione multifunzionale del patrimonio turistico, quindi territoriale e culturale, e la realizzazione di pacchetti turistici di interesse transnazionale, con agenzie di viaggio ad esempio che promuovano online. In questo caso verranno, come dire, supportate a livello internazionale un minimo di 38 imprese e un massimo di 95, e appunto Venetian Cluster e Longarone Fiere saranno più che presenti per supportare le vostre idee e sostenerle. Ultimo con, quindi a questo punto, i prossimi step e i prossimi passi. E quindi passando alla prossima slide, grazie. Quindi, quali sono i prossimi step, effettivamente i prossimi passi per aggiudicarsi questi voucher? Allora, innanzitutto seguire sin da oggi il progetto Digitour su LinkedIn, sulle nostre pagine social, seguire anche Venetian Cluster e Longarone Fiere darà sicuramente l'opportunità di rimanere aggiornati sull'applicazione della manifestazione di interesse e del bando, e che verrà appunto pubblicato in prima battuta sul portale Digitour, ma anche sui nostri canali social e sui nostri siti. Nel frattempo l'autorità competente, quindi la Commissione europea, approverà il nostro bando e la nostra documentazione, che contiamo di pubblicare come manifestazione di interesse entro la fine di luglio 2022. E poi appunto, come anticipato, entro ottobre il bando di gara vera e propria, che come dire, avremo un'occasione in più di presentare attraverso e durante una fiera di cui vi parlerà adesso la mia collega Maria Valentina Vanceo, e per qualsiasi altro aggiornamento o dubbio ci sono dopo e rimango connessa. Grazie. Allora, sì, appunto abbiamo previsto che durante la fiera Oreca, che si terrà a Longarone Fiere Dolomiti il 10, l'11 e il 12 di ottobre, garantiremo un servizio, diciamo, di supporto e consulenza ovviamente gratuita alle imprese o ai consorzi, insomma ai gruppi di imprese che vorrebbero strutturare la loro, o presentare o essere supportati in quello che è la scrittura del progetto. E quindi ecco, questo è, abbiamo cercato di darvi più informazioni possibili, o comunque di essere più chiari possibili, cercando di rubarvi il poco tempo possibile perché siete in piena stagione, difatti vi ringraziamo. E, come vi ho scritto e vi ho chiesto nella chat, se ci sono delle domande, come Gildo, che tra l'altro approfitto per salutare, ne aveva, eventualmente di anticiparle, se no attraverso l'alzata di mano eventualmente poi
riusciremo un po' a gestire quello che sono le vostre richieste. Quindi ecco, non lo so, chi vuole iniziare? Se non sbaglio c'è il dottor Glicidio che aveva già alzato la mano ancora all'inizio. Grazie mille Sergio, non riesco a vedere, quindi prego, non ci sono restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo dell'audio, basta accendere l'audio e se vi fa piacere anche la vostra videocamera. Grazie. Sì, c'è un profilo LinkedIn da seguire, adesso vi copio e incollo appunto quello che sono tutti i link necessari di riferimento al progetto. Io avrei una domanda da fare, se posso. Sì, prego Roberto, grazie. Grazie. Allora, sono interessato alla misura 2 e quando si parla di partenariato internazionale si intende che io posso commissionare lo sviluppo software ad una software house, per esempio del Lussemburgo, che nello specifico è quella che ci ha già fatto il preventivo, punto di domanda. Questa è una. E a seguire, se rientra nel de minimis, e 3, se ci sono degli stati di avanzamento lavori. Grazie mille. Chiedo a Sergio o alla Daphne di prendere la parola per rispondere al... Prego Daphne, che aveva espresso la parte tecnica. Sì, allora, provo a rispondere. Sicuramente per quanto riguarda il digital provider del Lussemburgo, sì, non c'è nessuna restrizione, anzi ben venga, è un paese europeo, è un provider internazionale, quindi sarà assolutamente interessante. Per quanto riguarda la specifica sul de minimis, chiedo a Sergio eventualmente di accordarsi, grazie. E invece lo stato d'avanzamento dei lavori intende dal punto di vista del progetto o se può fare una specifica? No, per esempio la misura Smart and Start di Invitalia prevede 3 o 4 stati di avanzamento di lavori con anche la possibilità di avere degli anticipi, il secondo sul terzo, il terzo sul quarto. Volevo capire com'era la tagliola dei tempi, ovviamente. Ok, Grazie. Eventualmente inizio, poi eventualmente completerà il dottor Calò. Allora, per quanto riguarda la seconda misura, come detto, prevede un prefinanziamento, una rendicontazione intermedia e una rendicontazione finale, quindi diciamo che queste sono le 3 fasi importanti per chi va a realizzare il progetto, che durerà 1 anno. Quindi nello specifico l'idea progettuale viene candidata all'apertura del bando di gara e poi la rendicontazione sia tecnica che come dire, amministrativa a metà del progetto e una finale. Quindi queste sono, come dire, le 3 fasi in realtà in cui si compone. Sì. Se lascio la parola al dottor Calò per... Allora, correttissimo Daphne, come sempre. Quindi sono 3 fasi e prevede, per fortuna questa misura prevede l'anticipo. L'abbiamo studiato apposta perché sappiamo bene del problema ogni volta, del minimo di liquidità che c'è all'inizio di ogni attività, quindi questo era fondamentale anche per agevolare poi le imprese più piccoline, insomma, mettiamola così. Per quanto riguarda il de minimis, come sempre il de minimis è una cosa molto delicata, quindi non posso dire sì o no a prescindere, dipende dalle tipologie di spese che si andranno diciamo ad attuare. Ovvero, per quanto riguarda la misura 1, no, in assoluto. Per quanto riguarda la misura 2, dipenderà da quello che sono appunto le attività che si vanno a sviluppare nello specifico. Ovvero, come al solito, se è un aiuto all'attività diretta commerciale, quella parte lì entrerà nella parte di minimis, no? Perché sono soldi pubblici essenzialmente che vengono distribuiti alle imprese e quindi a livello concorrenziale rispetto a chi non partecipa, per esempio, o chi non riceve quel tipo di fondi, logicamente c'è un margine massimo, no? Che sappiamo essere 200.000 euro nei 3 anni.
3 anni fiscali, quindi poi a scalare. Per quanto riguarda invece altri tipi di attività, cioè tipo quello della ricerca, quello di, non so, miglioramento di alcuni prodotti, eccetera, eccetera, no, quello di solito non rientra. Comunque è una verifica che facciamo assieme nel momento in cui appunto vi affianchiamo e cerchiamo di capire quelle che sono effettivamente le attività che andate a svolgere, quindi diciamo lo scopriamo durante, non dopo. Ecco, chiedo scusa perché forse non voglio rubare tempo, ma perché mi sono collegato purtroppo dopo 10 minuti dall'inizio. Il prefinanziamento a quanto ammonta in termini percentuali sulla misura 2? Allora, non so se diciamo che come aveva anticipato la mia collega e i miei colleghi, comunque considerate che il bando è ancora in costruzione, comunque deve essere appunto confermato prima da quel che è il Project Office, comunque la Commissione Europea, avere l'ok da parte loro, quindi sono tutte informazioni che tecniche senz'altro, essenziali senz'altro quello che stiamo dando, poi appena diciamo vediamo in termini di percentuali, credo che non saremo noi a decidere, ecco, fino al Ok, grazie. Scusa. In questo senso, però se sono 3 tranche sicuramente non meno del 20%, non so se mi conferma il dottor Calò piuttosto che... Se posso integrare, allora, solitamente proprio questo tipo di tipologia di programmi va a finanziare 40% e poi a scalare. Logicamente la seconda parte di rendicontazione deve superare il 40%, no? Quindi, perché altrimenti no. Però giustamente, come diceva la dottoressa Vanceo, bisogna verificare direttamente le autorità di gestione. Siccome, come avete capito, il meccanismo è questo: noi abbiamo essenzialmente vinto il progetto, quindi abbiamo la gestione di questi soldi da dare sul territorio direttamente alle imprese, però ogni passaggio, quindi ogni decisione in questo momento è al vaglio diciamo del valutatore europeo, ecco, mettiamola così. Quindi noi abbiamo fatto delle proposte, adesso vediamo il risultato che ci arriva. Logicamente nel bando sarà esplicitato in maniera chiara, quindi voi andrete a presentare un qualcosa su una indicazione molto precisa che sarà il 30%, il 40%, il 20%, quello che appunto ci concederanno. Logico, noi tenderemo a chiedere, abbiamo chiesto in realtà appunto sul 40% perché è la media europea, poi vediamo che cosa ci rispondono. Grazie. Grazie Roberto, spero che sia stato utile questa domanda anche per altri, mentre Gildo ci ha chiesto gentilmente se può appunto intervenire, quindi la parola a te Gildo, alle tue domande, se riesci a condividere anche lo schermo ci fa piacere, se no la parola a te. Sì, allora innanzitutto grazie. Per quanto riguarda un suggerimento, per quanto riguarda gli anticipi, io suggerisco a tutti coloro che vorranno partecipare di finanziarsi dalle banche. Noi lo abbiamo fatto con il consorzio, con un altro finanziamento all'80%. Se questo è al 100%, a maggior ragione le banche non hanno nessun tipo di problema nel momento in cui c'è l'aggiudicazione di aver vinto il bando, a anticipare anche il 100%. Quindi il problema finanziario non esiste in questo tipo di problemi. Certo, bisogna andare presso un istituto bancario che sicuramente finanzia. Per quanto riguarda invece la domanda che volevo fare all'inizio, il relatore diceva 50.000 euro di piattaforma gratuita. Cosa vuol dire 50.000 euro di piattaforma gratuita? Non riesco a capire. Poi la domanda fatta dal signor Roberto Stanghetti prima è pertinente, anche nel mio caso. Io ho una software house che da anni lavora, una software house estera, anche in questo caso, rumena, che ha sviluppato la piattaforma e sul quale stiamo portando avanti interessantissimi progetti di applicazione dell'intelligenza artificiale su processi di prenotazione, che sarebbe il grande argomento da sviluppare in questo momento. Siamo in fase avanzata di studio, abbiamo già sostanzialmente progettato cosa potremmo fare applicato ai processi già fatti in termini tradizionali, e su questo noi vorremmo operare. Credo che l'argomento sia più che mai pertinente e di carattere assolutamente innovativo.
vorrei capire cosa vuol dire 50 euro di piattaforma gratuita, perché di piattaforme qui cominciamo a averne troppe. Sì, no, questo è un B2B. Allora, tanto la ringrazio, dottor Trevisan, per queste domande e per queste specifiche. Allora, il discorso è che serve fare attività, cioè dietro essenzialmente alla possibilità di avviare il meccanismo e il matching, diciamo, con gli esperti, serve un lavoro. Quindi noi mettiamo a disposizione insieme alla fiera 50.000 euro di attività nostra all'interno del progetto, che serve proprio a affiancarvi e a trovare quelli che possono essere i partenariati o le soluzioni anche tecnologiche di cui avete bisogno. Quindi sono B2B, chiamiamoli così, era per semplificare la comunicazione, che essenzialmente sono di ausilio per riuscire a darvi un riscontro, una mano, un'assistenza nel momento in cui avete necessità del partner, del tecnico, sia a livello proprio di voucher semplici, quindi dello sviluppatore, dell'innovatore, o dall'altra parte, quello proprio complessi, il numero 2, quello di partenariati un po' più ampi. Esatto, grazie. È stato chiaro, ancora una veloce integrazione. Integrazione, Gildo, posso? Allora, diciamo che poi nel concreto possiamo immaginarci questa piattaforma B2B che verrà appunto promossa e pubblicata sul sito che condivideremo con voi via mail, dove troverete appunto anche il bando. Immaginatevi che lì per alcune imprese che non hanno già il digital provider, come c'era Roberto prima, parlava, ma come anche Gildo, la possibilità di trovare dei digital advisor o comunque dei content creator o comunque delle imprese, dei professionisti che vi possono affiancare non solamente in quello che è la costruzione del progetto, che è il ruolo che avremo noi, ma proprio nel trovare il servizio di per sé. Ecco, quindi anche questo diciamo è inteso come piattaforma B2B. E niente, mi scuso tra l'altro che non vi ho chiesto anche a Roberto prima eventualmente di presentarsi, come anche Gildo, e come chi vorrà continuare a intervenire e fare le loro domande. Grazie Gildo e scusami. Sì, volevo dire velocemente che per quanto riguarda il regime del de minimis, mi risulta che fino al 31 dicembre di quest'anno si è slittato, quindi non c'è l'osservanza di dover rispettare gli aiuti di Stato. Mi scusi, dottor Trevisan, non vorrei dare informazioni non corrette. Allora, qui ci tengo particolarmente perché 10 anni fa circa era successa una cosa simile e poi a livello fiscale le aziende ne hanno subito le conseguenze. È bene chiarire che il de minimis in questo momento è 200.000 euro nel triennio fiscale. Basta, stop. Non ci sono deroghe al de minimis in questo momento e non penso che ce ne saranno. Veramente una decina di anni fa è successa una cosa simile dove si era sparsa la voce che si era andati in deroga da questo punto di vista. È successo veramente, poi ci sono successi diversi problemi. Sicuramente non per questo progetto qui, perché le cifre non sono logicamente elevate da superare in un colpo solo i 200.000 euro nel triennio, però bisogna stare molto attenti da questo punto di vista. Quindi mi scusi se l'ho un attimo interrotta, però è giusto essere molto fermi su alcune cose che poi possono essere comunque facilmente verificabili anche col proprio commercialista. Gildo? Grazie. No, io prendo atto, ho informazioni diverse, ma forse per argomenti diversi. Stiamo portando avanti un progetto di sviluppo territoriale finanziato dal Mise. Nell'ambito di queste consulenze abbiamo ricevuto l'informativa, a parte che quel tipo di progettazione non rientra nel de minimis di sua natura, ma è stato spostato al 31/12. Dopo può essere che sia un'informazione sbagliata, ma io riporto... Gildo, se posso, scusami Gildo, se posso dire solo una parola su questo. È vero, ci sono un sacco di deroghe alle deroghe. Tutte le deroghe che noi conosciamo sono appunto deroghe ai regolamenti e degli aiuti di Stato che sono state a loro volta derogate, ma riguardano i regolamenti di esenzione. Sulle de minimis rimane quello che ha detto il dottor Calò, mentre invece è vero anche per la stessa fiera, tu sai che noi abbiamo avuto bisogno di avere anche degli aiuti,
Ci sono dei regolamenti di esenzione che sono stati effettivamente modificati, allargate le maglie, e questo sicuramente è, ma non in questo caso. D'altra parte qui parliamo di cifre non eccessive e basta una piccola formalità di dichiarazione dei minimi se il problema è risolto. Grazie. Chiedo scusa, non so, mi pare di aver capito che c'è un invito all'autopresentazione. Sì. Volentieri, magari se posso cominciare io. Allora, sono il CEO and founder di The Wow Factor, che è un tour operator esperienziale di lusso. Abbiamo doppia sede sia a Milano che a Venezia, al Vega, al Parco Scientifico Tecnologico, e facciamo esperienze luxury declinate in 8 diverse categorie esperienziali. E il motivo per cui sono interessato a questa misura 2 è perché in realtà ho ideato una piattaforma digital che è una parte legata a Concierge App e l'altra back-end tools a uso dell'operatore, del tour operator. E sì, devo anche dire, adesso senza autocelebrarmi, che con questa idea ho vinto l'anno scorso il Global Startup Award a Londra, promosso da ITA, però d'altro canto non è stata ancora scritta una sola riga di codice, e quindi ovviamente sono interessato a svilupparla fondamentalmente, quindi fare poi A/B test e smoke test e tutto quello che ne consegue, insomma. Grazie dell'intervento. Se posso solo dire una parola, lei ha colto proprio il vero senso di questi progetti, che non è tanto il finanziamento in sé, che è sempre importante, ma è soprattutto il know-how che può derivare dalla partecipazione a questi progetti, nuove idee, nuove collaborazioni, il fatto di mettersi insieme con altri soggetti per raggiungere l'obiettivo. Quindi ha proprio colto lo spirito di questi progetti europei. Grazie mille. Grazie a lei. Appunto, se qualcuna o qualcun altro vuole intervenire, la parola a voi. A noi fa piacere, insomma, restiamo finché... Vedo che Marco ha acceso il suo microfono, sì. prego. Sì, sono Marco, chiamo dall'AIA, faccio parte di Dolomiti4U, che è un gestore di affitti brevi, abbiamo circa 10.000 ospiti l'anno, e noi siamo già, insomma, la ragione per cui siamo interessati a questo progetto è un filone che abbiamo già iniziato 2 mesi fa con altre 15 imprese venete per valorizzare la ciclabile che va da Cortina a Venezia. E noi abbiamo già il 70% di stranieri come clienti, quindi sostanzialmente il nostro supporto di marketing è largamente guidato dalla parte nord europea, e stiamo costruendo dei pacchetti integrati in cui ci sono già esperienze di conoscenza del territorio. Abbiamo una partnership con 5 winery del Veneto, e, insomma, guide turistiche, un pastificio e così via. E quindi, insomma, questo sembra abbastanza allineato alle nostre direzioni strategiche, in cui gli ospiti, soprattutto se vengono dall'Olanda o dalla Germania, non vogliono solo l'alloggio, perché poi sono disperati a cercarsi l'attività da fare durante il giorno, ma un pacchetto tutto incluso in cui gli va tutto liscio, e magari si portano a casa un pacchetto di prodotti tipici locali. Quindi abbiamo già, insomma, individuato le linee un po' strategiche per fare gli investimenti. È interessante capire se c'è una possibilità di approfittare anche di questo. Grazie mille, Marco, piacere. Tra l'altro, sì, direi che comunque c'è un bel gruppo presente oggi che ci sta ascoltando e che sta intervenendo e sta anche, diciamo, trasferendo qualche pillola, diciamo, di cui non eravamo a conoscenza, almeno io personalmente, che può essere anche utile per la costruzione eventuale di un progetto eventualmente fatto in rete, quindi per i voucher 2, o se no essere di ispirazione per quelli che sono le piccole imprese che magari vogliono iniziare utilizzando il voucher 1 a costruire o a continuare a consolidare quello che è il loro processo di digitalizzazione di impresa. Quindi noi vi avevamo promesso appunto che avremmo concluso alle 4:30, però se qualcuna o qualcun altro vuole ancora intervenire, per favore fatelo, se no, se vi fa piacere, noi fra 2 giorni vi manderemo il resoconto con quello che è stato questo evento, questi interventi. Tra l'altro
Condivideremo con voi anche il link con la registrazione, così magari se vi è mancato qualcosa, la rete per esempio, potete andare appunto a recuperare senza problemi le informazioni. Se no, in alternativa noi siamo senz'altro disponibili, i nostri riferimenti li trovate appunto sulle pagine che abbiamo condiviso nella chat, e se vi fa piacere posso anche eventualmente condividere un Excel con tutte le mail delle persone presenti che sono appunto sono registrate oggi all'evento, così se volete continuare a fare una rete informale, continuare a costruire un dialogo dopo questo evento e i vostri interventi, potete essere giustamente liberi di farlo. Quindi chi vuole intervenire adesso o mai più? Direi che... Bene, allora mi fa piacere che siamo rimasti nella tempistica prevista. Io ringrazio i vostri interventi, ringrazio chi ha ben presentato il progetto. Auspico, come quanto detto poco fa, che non sia solo un fatto di finanziamenti, ma anche di creare un gruppo che porti delle soluzioni vantaggiose all'avanguardia per lo sviluppo del nostro settore turistico. Sappiate che Fiera di Longarone Dolomiti, guardavo dalla parte sbagliata, scusate, Fiera di Longarone Dolomiti è comunque a disposizione, e pensiamo appunto anche nell'ambito della Fiera del Turismo, se non quest'anno, l'anno prossimo, di organizzare anche degli eventi tra coloro che partecipano oggi e domani al progetto Digitour, per permettere appunto di fare gioco di squadra, consorziarsi, lavorare assieme, perché molte volte è lavorando assieme che si riescono a raggiungere ovviamente maggiori risultati. Quindi grazie e un saluto a tutti. Grazie mille a tutti. Un saluto.